6 dis dopo, Gesù alciolè con sé Pieri, Iacum e Giuan Sofradi, e iumenà fur di man, sunt une mont alte, e al comparida n'han di lor trasfigurat. La sua musa è diventata lusurosa come il soreli, e li sviestis candidis come la luz. E ur comparirin Mosè e Elie, talat di fevelà con lui. Allora Pieri al chiappà la paraule e al disè: Signor, par no alle biel sta culì. Se tu vuoi, so fasarai chi 3 tendis, una per te, una per Mosè e una per Elie. Biel calere anche moda ora fevelà, ve un nul lusintio involuccià, e dal nul si sentì una voce che diceva: Quel chi a legno fi, il preferit, la che io imitude tutte la me contentece, ascoltailu. Sintint così, i discepoli accolari in quella musa partiare, spaventassa muart. Ma Gesù si svicinai e tocchià dicendo: «Je vai su, non stai t'ave pore». E loro, alcianti voi, non vi oderi nessun, dome Gesù. Intanto che dismontava in de mont, Gesù ordenà: «Non stai a fa paraule con nessun di ciò che ves vi ho dovuto, finché il figlio dell'uomo non sarà resurretto de muart». Allora i discepoli lo interpellarono dicendo: «Parce moi scrittori dicono che l'ha di venire prima Elie?» Rispondè: «Elie, sì, l'ha di venire a tornare a mettere in sesto tutto. Ma io us dico che Elie è già venuto e non lo hanno riconosciuto, che anzi lo hanno trattato come che ora apparuto. Così anche il figlio dell'uomo varrà di patì per colpa loro». Allora i discepoli capirono che lui intendeva fevelà di Giovanni il Battista. Tornàs d'ogni de folle, il d'ogni un uomo, che buttansi in genoglon davanti di lui e disè: «Signor, vedu l'igno figlio che è epilettico e al patis». Tanti svoltis di fatto al cole tal fu, altri svoltis al cole anche talaghe. Ora lei portata ai te di sepui, ma loro non sono stati buoni di guarirlo. E rispondè Gesù: «Giarnassi e senza fede chiavestre, varaio di restare mo troppo con voi altri? Varaio anche mo troppo di sopportare? Menai chi il frutto». Allora Gesù, con parole duris, gli ordinò al demonio di saltare fuori di lui. In quel momento il frutto restava guarito. Allora i discepoli si svicinarono a Gesù, lontano da Int, e domandarono: «Perché non siano stati buoni di pararlo fuori?» E lui a loro: «Per colpa di vostra poche fede, perché che us al dis in verità, se avaris fede anche come un grignel di senape, e disaresa di questo mondo, spostiti di chi ha lì, e si sposterà, e non sarà nulla di impossibile. Ma queste rassate la si pare fur dome mediante preghiere e dal digiuno». Biel che erano a Torpe Galilea, Gesù disè: «Il figlio dell'uomo sta paresi consegnato smas dai uomini, che lo coparan, ma la terza dì resurrisarà». E loro si avvilirono un'evora. Rivassa a Cafarnao, chi che squedevano la tasse pal templi, si svicinarono a Pieri e diserin: «Il vostri maestri non paia alla tasse pal templi?» E lui: «Po sicuro». Quando al tornà, prima che alberges la boccia, Gesù disè:
C'è ti pare al Simon? I res de tiare, a cui squidino gli stassi sei tribus? Ai lor fis o ai forest? E lui, ai forest. Allora Gesù gli disse, perché li fis da ream a son esentas, ma per no daur scandul, vaiut al mar, butte l'am e chiappa il pes che ti capiterà son man per prim. Viargli la bocchie e tu chiattaràs dentro une monede d'arint. Tu le chiolaràs e tu redaràs a loro, per me e per te.